Atti Apostoli, capitolo 1. Introduzione. Dentro primo libro che ho scritto, cara Teofilo, gli ho trattato tutte quelle che Gesù Cristo facette e ricette, a quando cominciai a predicare zino a chi lo che ne saiette in giro. Roppa che ho dato l'ultima istruzione a tutta l'apostolo sua, che essa è uscita dentro lo Spirito Santo. Ultima istruzione all'apostolo. Oppa morta sua Gesù si facette vedere viva a tutte le discepoli, parecchie volte e rinda a parecchie maniere. Rinda a chi gli 40 giorni comparette a loro, parecchie volte, parlando a loro il regno di Dio. E un giorno, veramente stavano tutti insieme vicino a tavola, facette a loro questa raccomandazione. Non va rasata rinda a città di Gerusalemme, ma aspettate là che l'uriale copate va promessa, e che io me ne ho giù parlato più una volta. Giovanni va battezzato con l'acqua. Voi invece sarete battezzato con Spirito Santo e più ampresso quando potrete pensare. Stessa danno tutti quelli che stavano mangiando con Gesù le ricettano. Signore, è questo il momento che tu costruirai nata voto regno di Israele? E Gesù, rispondendo a loro ricetta, non tocca a voi conoscere i tempi e i momenti che avete fissato fa compiere questa cosa, ma non passeranno che pochi giorni quando ancora voi scenderà lo Spirito Santo con tutta la potenza sua. E tanto avrete tutta la forza e tutto il coraggio per parlare a favore mio e tutto il coraggio mi difendere, non solo rinda la città di Gerusalemme, ma rinda tutta la terra la Giudea, la Samaria e rinda tutte le pizze del mondo. Ascensione. Dopo che hanno detto tutte queste cose, se ne saiette in cielo piano piano, e la nuvola si nascondette innanzi all'occhio di loro e non nuovo rettano più. E proprio perché loro continuavano a guardare in cielo, veramente essa se ne saieva, andrà satta a comparettere innanzi a loro due uomini che tenevano una veste bianca e ricettano a loro, uomini da Galilea, perché state ancora a guardare in cielo? Questo Gesù, che a mezzo a voi se ne sa aiuta in cielo, un giorno tornerà nata volta in mezzo a voi, e proprio come mo, la vita vista sa in cielo. O Spirito Santo. E subito tornare in da città di Gerusalemme, in coppa a il monte dell'Olive, che stava vicino a Gerusalemme, quando in un cammino che si poteva fare in un sabato. Come trasettano in quella città e se ne saiettano una camera di coppa e quella casa dove hanno trovato alloggio, ci stava Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio Alfeo, Simone Zelot e Giudo figlio Giacomo. Tutti questi stavano insieme e erano accordati in da preghiera. E si univano tutti i giorni per preghiera insieme con certi femmine e con Maria, che era mamma di Gesù Cristo, e con tutte le frate sue. Le lezioni a Mattia. In quei giorni tutte le persone che si erano unite là dentro erano quasi 120 e Pietro si alzò in mezzo a tutti quei frati e dicette a loro: Frate miei, era necessario che compiesse tutte quelle che lo Spirito Santo aveva scritto in Sacra Scrittura. Per mezzo del re Davide, esso aveva parlato di Giuda, che si mettette a capo tutte quelle che avevano arrestato Gesù. Giuda era una delle nostre, e come a noi era stata scelta perché è la missione nostra. Con chi denaro lo sangue, Giuda faceva accattare un piezza di terra, e poi se ne è tambendere in coppa a un riambolo e in arbore. E quando caretta in terra alla coppa, si squartai tutto il corpo suo e tutte le visciole sue ascettano fuori. Questa cosa è diventata così lampante innanzi all'occhio di tutta la gente di Gerusalemme, che quella terra è stata chiamata in da lingua loro Akeldama, che per noi vuol dire campo lo sangue. Ha ricordato che sta scritto in un libro di Salmo, che la dimora soia diventasse tanta sull'agna, e nessuno più alloggiasse in quella terra. E sta scritto pure, o posso suo pigliasse nata. Perché questa veriga, voi oggi avete a scegliere, in mezzo a tutte quelle che furono, insieme con noi e per tutto quello tempo con il Signore nostro, Gesù Cristo campà in mezzo a noi, accominciando il battesimo di Giovanni. Zino a quello giorno che ne snette in cielo, a mezzo a noi, e che potesse diventare purissimo testimone della resurrezione sua. Furono presentati innanzi a esse due persone. Uno si chiamava Giuseppe, ma tutta la gente lo chiamavano pure Barsaba, e poi con il nome lo chiamavano Giusto, e Mattia. Subito tutti insieme si mettettero a pregare dicendo: Signore, tu che conosci il cuore di tutta la gente, mostraci tu quale che si due scelte per pigliare che lo posto in la missione che tu hai dato a noi per predicare. Il Vangelo tuo, apposta e Giuda, che tu hai scelto e che hai abbandonato.
po' tirai una ciorta un cuore a loro e a ciorta che retta un cuore a Mattia, che fu subito unita a chi la tunice apostola.